Sindaco, lo ha detto anche lei, oggi ufficialmente inizia la nuova era Catania, Catania professionistica dal punto di vista calcistico. Loro hanno fatto molto, ma anche l'amministrazione ha fatto la sua parte con lo stadio e con la vicinanza alla squadra. Abbiamo consegnato i lavori dello stadio 4 mesi in anticipo rispetto ai tempi che avevamo preventivato e di questo devo dare atto alla straordinaria efficienza di Assessore Parisi, dei direttori di Caro e Finocchiaro, del direttore dei lavori e dell'impresa, tutti insieme, perché poi quando si è squadra veramente i risultati si ottengono, ed è proprio da questa premessa che io adesso alla squadra Catania ho chiesto che diano il massimo sforzo, ma già so che lo fanno, perché i catanesi vivono attorno al calcio e il calcio diventa anche una sorta di fattore dopante che stimola l'incoraggiamento a rendere Catania ancora migliore rispetto a quel che è, e quindi ci può consentire di realizzare tanti progetti, perché una città che reagisce, una città che è viva perché giungono i risultati soddisfacenti, è una città che certamente potrà ambire a risultati meravigliosi anche nel campo della vita di ogni giorno.